Agosto si chiude con un bilancio soddisfacente per il turismo in Riviera, confermati i dati degli scorsi anni con qualche flessione sul fronte degli alberghi, il Tigullio meta a misura di famiglia. L'appalto per i lavori di copertura del San Francesco a Rapallo verso la risoluzione contrattuale, troppi ritardi nel secondo lotto, Comune e Regione valuteranno due possibili soluzioni. Carasco, nei prossimi giorni sarà ultimata la ciclo pedonale di via Montegrappa a servizio della scuola. Il Comune incassa intanto le autorizzazioni per due interventi in località San Quirico. Al via domenica le celebrazioni per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, oltre un mese per stringersi in un abbraccio ecumenico a protezione dell'ambiente. La nocciola misto Chiavari in mostra all'Expo Fontana Buona, una specialità tipica di valore per il territorio, ma, dicono gli esperti, è necessario aumentarne la produzione. Buonasera a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Siamo a fine mese, dunque è tempo di bilanci per il turismo estivo nel Tigullio. Il 2019 è stato un anno difficile per vari problemi, alcuni iniziati lo scorso anno. La Riviera si è comunque confermata una delle mete favorite per i villeggianti italiani e stranieri. Sentiamo Giacomo Rizzi. Il Tigullio rimane una meta ambita per i turisti italiani e stranieri. Il 2019, pur essendo un anno di leggera flessione, sta confermando come la Riviera Ligure sia appetibile per una larga tipologia di viaggiatori. Alcune le criticità a cui far fronte, dal crollo del viadotto autostradale del 2018 che rende più complicati i collegamenti con il ponente, le mareggiate dello scorso autunno che hanno danneggiato in modo consistente Portofino, Santa Margherita e Rapallo, e un maggio insolitamente piovoso che non ha permesso di capitalizzare il primo mese con potenzialità turistiche. Il Tigullio continua ad offrire proposte turistiche differenziate, con località più gettonate dagli stranieri, che si fermano a lungo, e altre preferite dagli italiani, per la loro comodità nell'essere raggiunte. Il fatto di avere molta spiaggia, molti servizi, facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici. Siamo venuti in treno. Siamo venuti in treno, infatti noi abbiamo preso i nostri mezzi, e poi perché la cittadina comunque è carina, pulita, se ben servita, ha molti servizi, e quindi questo ci ha spinto a fare la giornata qua. Agosto rimane il mese con maggiore affluenza, anche perché è storicamente il mese delle ferie per gli italiani, in cui i soggiorni si dilatano leggermente come durata. Il soggiorno medio è infatti di 2-3 giorni, generalmente circoscritti al weekend, in cui moltissimi residenti del nord Italia cercano rifugio dall'afa estiva. Meno gettonati i giorni feriali, anche se alcune località, più a portata di mano, diventano meta anche di turismo giornaliero. La maggiore attrazione del territorio rimane sempre il mare, adatto ad ogni tipologia di villeggiante, famiglie, coppie, gruppi di amici, sia giovani che anziani. Sì, devo dire che è estremamente positiva, sia dal punto di vista dell'affluenza che dal punto di vista anche della qualità, diciamo, del turista che viene in queste spiagge. Noi abbiamo anche l'acquapark, quindi diciamo, l'affluenza anche da parte di genovesi che vengono in Riviera con piacere e vengono bene accolti, ci aiuta, diciamo, a fare in modo che il flusso sia abbastanza costante e continuo. Naturalmente i weekend toccano il picco e durante, diciamo, la settimana c'è una specie di continuità e costanza che rende, diciamo, piacevole la permanenza. Attenzione naturalmente per chi si mette in viaggio sulla rete autostradale Ligure. Oggi e domani infatti sono giornate di controesodo con il rientro nelle grandi città. Se andiamo a vedere il sito di Società Autostrade, in questo momento segnala coda per traffico intenso in uscita alla barriera di Genova Ovest, possiamo vederlo anche sul sito, e coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto sempre per traffico intenso. C'era una problematica fino a poco fa, lo vedete, un incidente in zona Savona. Cambiamo tema, torniamo sul territorio, va verso la risoluzione contrattuale l'appalto dei lavori di copertura del torrente San Francesco a Rapallo. L'amministrazione imputa alla ditta appaltatrice gravi ritardi e inadempienze nella realizzazione del secondo lotto del primo stralcio. In attesa della risposta da parte dell'impresa, il Comune avvierà un confronto con la Regione per valutare altre soluzioni. Ne abbiamo parlato con l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio. Sono state le motivazioni che vi hanno spinto a richiedere questa risoluzione? Principalmente i motivi sono dei gravi inadempimenti che si rappresentano rispetto ai ritardi nell'esecuzione dei lavori. Diciamo che una parte dei ritardi sicuramente è giustificabile con la mareggiata e il disastro che c'è stato a fine ottobre.
però una parte chiaramente noi la ascriviamo alla ditta. A che punto presumibilmente dovrebbero essere i lavori per la copertura del San Francesco? Diciamo che al momento, se non avessimo avuto particolari ritardi, dovremmo essere quantomeno a buon punto sul secondo lotto del primo stralcio, cosa che oggi il secondo lotto non è ancora cominciato. A questo punto, posta la scelta dell'amministrazione, quale sarà il procedimento, quale sarà l'iter che verrà seguito? A questo punto dobbiamo attendere l'eventuale risposta sulla risoluzione contrattuale. La ditta ha 15 giorni di tempo per produrre le loro controdeduzioni e a quel punto faremo un attimino la sintesi di quello che è. Potrebbe esserci una risoluzione consensuale, quindi con un accordo, possiamo definirlo bonario, o diversamente un contenzioso. Nel contempo, con Regione Liguria, valuteremo come eventualmente, nel caso di risoluzione definita, portare avanti i lavori. Avete già qualche idea? Abbiamo principalmente due idee, se non tre, quindi la terza sarebbe che la risoluzione non andasse a buon fine, ma credo difficile. Le altre due opzioni sono o mettere a bando il secondo lotto del primo stralcio insieme al secondo stralcio del San Francesco, o diversamente far completare l'opera dalla ditta seconda nella gara originaria. Per la cronaca, un incidente mortale si è verificato venerdì in tarda serata nel comune di Arcola, nello Spezzino. Ad avere la peggio un giovane di 28 anni che viaggiava a bordo della sua moto. Il ragazzo, soccorso dall'automedica e dai sanitari, è stato rianimato per più di un'ora, ma con esito negativo. Ferita gravemente anche una donna di 48 anni, soccorsa da una seconda automedica e trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea di La Spezia. La donna ha riportato la frattura del ginocchio e dell'arto superiore sinistro, un trauma al rachide e alla spalla. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Novità in vista sul fronte dei lavori pubblici a Carasco. L'amministrazione sta lavorando alla ciclo pedonale di via Montegrappa, all'installazione di un semaforo e all'ultimazione del marciapiede in località San Quirico. Su tutti questi temi abbiamo incontrato il sindaco. La pista ciclopedonale di via Montegrappa a Carasco è quasi conclusa. Questa mattina sono stati posizionati i pali di sicurezza con i segni bianchi e rossi, la segnaletica verticale è in via di conclusione. Tutto sarà pronto per l'inizio dell'anno scolastico, assicura il sindaco. La pista, lunga 150 metri circa, sarà infatti a servizio della scuola e della palestra, ma anche di tutti coloro che vorranno raggiungere la zona dell'Ipercoop. La prossima settimana saranno installate anche le rastrelliere per le biciclette. È un periodo impegnativo per il comune che sul fronte dei lavori pubblici guarda in varie direzioni. Novità in vista ad esempio per la frazione di San Quirico. Ci era stato chiesto con una petizione dai cittadini di San Quirico di mettere un semaforo. Ora abbiamo avuto la fortuna, col decreto sicurezza ci sono 50.000 euro disponibili dallo Stato e una parte verranno utilizzati per mettere un semaforo in località San Quirico vicino all'Oeste Salo. Poi verranno fatti i lavori di potenziamento e miglioramento dell'illuminazione pubblica andando a ridurre i costi. I 50.000 euro provenienti dal decreto sicurezza non sono in discussione, spiega il primo cittadino, nonostante la crisi di governo o un'eventuale cancellazione della legge, perciò i lavori si faranno. A San Quirico poi l'amministrazione interverrà anche per completare il secondo lotto del marciapiede. A breve dovremo appaltare e vedremo chi avrà vinto questa gara per poter poi iniziare i lavori e fare il secondo lotto come avevamo concordato nella precedente amministrazione. E noi siamo stati bravi perché costa 70.000 euro, 35.000 euro ce l'ha dati la Regione Liguria sempre per la sicurezza stradale, era un progetto che andava a punteggio in merito con la strada lì tra il traffico e gli incidenti che si erano verificati e di lì ci ha stanziato 35.000 euro. È un lavoro importante e andiamo a mettere in sicurezza un'altra parte di abitazioni che gravitano su San Quirico. Ha dipinto nottetempo con una bomboletta spray gialla fluorescente alcuni mezzi parcheggiati, muri, serrande, sdraio, pedalò e un'imbarcazione di salvataggio. I carabinieri di Recco, dopo le indagini, hanno denunciato per atti vandalici uno studente di 19 anni. I danni compiuti nella notte tra il 28 e il 29 agosto non sono coperti da assicurazione e sono in corso di quantificazione.
Cambiamo argomento e parliamo della celebrazione ecumenica annuale di preghiera per il creato che si apre domani, 1° settembre. Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che si concluderà il 4 di ottobre, festa di San Francesco. Migliaia le persone coinvolte per celebrare e proteggere l'ambiente. Il tema scelto per quest'anno è la rete della vita. Ce ne parla Cristina Oneto. Oltre un mese per stringersi in un abbraccio ecumenico e darsi da fare per proteggere il creato, minacciato dalla stessa opera dell'uomo. Anche quest'anno si rinnova il tempo del creato, durante il quale i cristiani nel mondo si uniscono in preghiera e azione per prendersi cura della casa comune. È un comitato direttivo ecumenico a suggerire ogni anno un tema per la celebrazione. Quello per il 2019 è la rete della vita. La perdita della specie infatti sta accelerando. Un recente rapporto delle Nazioni Unite stima che l'odierno stile di vita minaccia di estinzione 1 milione di specie. La cura per l'ambiente è una dimensione della fede. La sottolineatura arriva dal patriarca di Costantinopoli Bartolomeo. Non è un'azione aggiuntiva nella vita ecclesiastica, spiega, ma una manifestazione sostanziale. Non ha un carattere secolare ma puramente ecclesiastico, è un servizio liturgico. La questione ecologica rivela che il mondo costituisce un'unità, che i problemi sono mondiali e comuni. Per affrontare i pericoli è quindi necessaria una mobilitazione multilaterale, una convergenza, una collaborazione, una cooperazione. Per il patriarca ecumenico è inconcepibile che l'umanità sia a conoscenza della serietà del problema e che continui a comportarsi come se non lo conoscesse. Negli ultimi mesi, ha aggiunto, violenti incendi hanno distrutto le foreste dell'Amazzonia. Le ondate di calore hanno fatto suonare campanelli d'allarme in tutta Europa. I ghiacciai si stanno sciogliendo a ritmo inimmaginabile, aumentando i livelli dei mari. Tutti questi problemi condividono una soluzione importante. Dobbiamo intraprendere la conversione ecologica richiesta da San Giovanni Paolo II e che Papa Francesco ha ampliato nella Laudato Si'. E se andate sul sito della Radio Vaticana trovate il messaggio del Papa per la giornata del creato. La creazione, dice Francesco, è un progetto dell'amore di Dio. Per il mese di settembre, che sta per iniziare, il Pontefice orienta l'intenzione di preghiera a favore della protezione dei mari e degli oceani, molti dei quali, dice il Papa, sono oggi minacciati da diverse cause. E nella nostra diocesi la celebrazione ecumenica di preghiera per il creato si terrà venerdì 4 ottobre nella Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno. L'appuntamento aprirà un ciclo di incontri del percorso diocesano di formazione al dialogo interreligioso. Adesso guardiamo gli appuntamenti religiosi del 1° di settembre. Gattorna festeggia Nostra Signora della Guardia, domani alle 11 in santuario, messa solenne presieduta dal vescovo diocesano. Alle 18 la celebrazione vespertina presieduta dal sacerdote novello Don Alessandro Cavallo. Infine alle 20:45 il vespro e la processione per le vie del paese. Alle 16, nella chiesa di San Martino di Bargone a Casarza Ligure, il vescovo presiederà la messa in onore del Santo Agostino Roscelli. A Disconesi, nel comune di Maisana, si festeggia infine la Madonna di Lourdes. Alle 16 la messa, seguita dalla processione con l'Arca della Madonna e il crocifisso processionale. E ad Arenzano, invece, nel ponente genovese, si è rinnovata la tradizionale festa del Gesù Bambino di Praga con la benedizione dei bambini, la suggestiva processione e la benedizione delle barche. Oggi la festa che proseguirà anche per tutta la giornata di domani, questa notte la lunga veglia di preghiera. Migliaia i fedeli che sono venuti da tutta Italia. Sentiamo. Come accade soltanto una volta all'anno dal 1908, la statuina miracolosa è stata fatta scendere tra i fedeli per il tradizionale bacio e poi portata in processione sino al mare per la benedizione delle barche. È il cuore della festa del Gesù Bambino di Praga, celebrata con grande emozione oggi ad Arenzano. I frati carmelitani scalzi custodiscono l'antica statuetta nei 2 santuari a Praga e Arenzano e da questi 2 centri la devozione coinvolge migliaia di fedeli. Una devozione antica, iniziata a Praga nel 1500, quando i frati ricevettero in dono dalla principessa Polissena una statuetta che fin da allora fece numerose grazie. Sembra incredibile, potrebbe sembrare superata, ma si rinnova ogni anno, oggi più forte di ieri, nel cuore dei genovesi, giunti per il tradizionale bacio a Gesù Bambino, ma anche per chiedere benedizione, aiuto o la guarigione da gravi malattie. Centinaia di famiglie con bambini, provenienti da tutta Italia e non solo, hanno riempito il piazzale del santuario per la benedizione impartita quest'anno da Monsignor Miroslav Guzua, vescovo di Buar in Repubblica Centrafricana.
Avete portato i bambini a vedere baciare Gesù Bambino? Siamo di ritorno dalle vacanze e ci siamo fermati da Gesù Bambino per una sosta e un saluto. Come mai? Una devozione che risale fin dalla mia infanzia e quindi con onore voglio trasmetterla a loro. Loro capiscono già l'emozione di vedere Gesù Bambino? Sì, è da alcuni giorni che mi chiedono di venire, quindi insomma la gioia è tanta e l'attesa anche, quindi siamo contenti di essere qua. Da dove venite? Asti. Lei da dove è venuto? Da Formia, diocesi di Gaeta. Distante? Sono 650 km, ma veniamo quasi tutti gli anni. È sempre emozionante vedere... Sempre emozionante, ho portato proprio anche Gesù Bambino con la storia in pellegrinaggio. In Repubblica Dominicana è conosciuto. Che cosa chiederebbe a Gesù Bambino? Salute per tutti e più pace, perché questo mondo va sempre peggio. E ora apriamo la pagina dedicata alla 35esima edizione dell'Expo Fontana Buona che si chiuderà proprio domenica 1° di settembre. Le tematiche ambientali sono state al centro di queste giornate. Negli stand espositivi di Calvari si è concentrata l'attenzione sulla gestione dei rifiuti a partire dall'esperienza del consorzio Rio Marsiglia, una realtà molto importante per la vallata. Nel corso degli anni è cresciuta la sensibilità tra le persone e anche l'attenzione per una corretta differenziazione. Sentiamo l'intervista. Qual è appunto l'importanza? Sì, io ho ricordato anche il 1986, l'anno di inaugurazione di questa discarica, che è stata al servizio per tanti anni di 18 comuni e poi successivamente è stata allargata in altri 10 comuni della costa. Quindi è un servizio importante che dà da tanti anni questa discarica, anche perché in questi anni si è evoluta da una raccolta generica della spazzatura, si è passata alla raccolta differenziata nel 99, io allora ero presidente della discarica di Marsiglia e abbiamo fatto tutte le casette sul territorio per fare la raccolta differenziata. I cittadini negli anni hanno capito che è una cosa importante e hanno fatto questa raccolta differenziata. Successivamente poi alcuni anni dopo, negli anni 2000, è stata introdotta una nuova raccolta, la raccolta dell'umido, che è estremamente importante perché toglie tanto peso dalla raccolta e quindi va meno a intasare le discariche. Quali possono essere le prospettive per migliorare? È una questione di educazione. Io sono convinto che le nuove generazioni sono più sensibili rispetto alle persone più anziane su questo argomento, però è un'educazione che devono capire i cittadini, che facendo questo non lo fanno per il comune, per il sindaco o per gli amministratori, ma la fanno per se stessi, perché facendo una raccolta differenziata, facendo quanto i comuni indicano, si va poi a un risparmio sulla gestione del rifiuto e quindi a una spesa minore alla fine della favola su quanto il cittadino deve pagare. Per quanto riguarda i tassi di riciclo, la Liguria comunque negli ultimi anni ha fatto passi avanti importanti. La Liguria ha fatto molti passi avanti e soprattutto l'ultimo decennio ci sono alcuni comuni come Genova ad esempio che il tasso di raccolta differenziata è molto basso, però in media sono tutti sui 65-70%, quindi un tasso molto importante. E nell'ambito di Expo particolare attenzione è stata dedicata alla nocciola ligure misto Chiavari, un prodotto di prima scelta che nelle intenzioni degli amministratori e degli esperti può essere valorizzato maggiormente. Sentiamo. La nocciola ligure misto Chiavari è una varietà coltivata dal Medioevo nei terreni impervi della Liguria. Un prodotto tipico molto richiesto, la cui produzione va implementata, poiché nelle ultime annate non ha mai superato i 200 quintali annui e quest'anno il cattivo tempo ha ridotto ulteriormente il raccolto. La Liguria, pur dovendo far fronte al problema del grande frazionamento delle proprietà coltivate, ha un buon potenziale da sfruttare, a partire dai terreni con noccioleti che sono stati abbandonati negli anni. Allora sì, la nocciola ligure ha il valore delle persone che la coltivano e del territorio, così purtroppo poco generoso come abbiamo in Liguria e quindi proprio perché in queste valli è difficile coltivarla, negli anni scorsi abbiamo abbassato la produzione quasi a zero. Ecco. E adesso c'è la volontà con un marchio come quello che ha proposto la Camera di Commercio, che è il misto Chiavari, e con l'Arca del Gusto Prestigioso Food, di valorizzare un prodotto che ha un gusto e delle caratteristiche uniche.
Quello che io sono qua a spiegare è che non è semplice in un territorio frazionato come quello ligure trovare la disponibilità di tutti i proprietari, per cui quello che si dice è cercare di fare squadra, cercare di fare consorzio, e recuperando il territorio, che purtroppo cade anche perché i noccioli hanno le radici molto profonde, quindi mantengono le fasce, i terraziamenti, ci sono anche dei finanziamenti della regione per tenere pulite le fasce, e secondo me per noi, per la bontà del prodotto ma anche per il territorio, è importante, diciamo, mettersi dietro e recuperarlo, partendo da contattare esperti come siamo noi, o comunque attraverso la Camera di Commercio e chi comunque si occupa già di questo prodotto. Domani è la giornata di chiusura, io ricordo che gli stand saranno aperti al mattino dalle 10:30, andiamo a vedere anche gli altri appuntamenti. Alle 10:45 le eccellenze agricole e gastronomiche in fiera con il meglio della Val Graveglia. Nel pomeriggio alle 16:15 una dimostrazione per bambini, alle 17 la presentazione della guida Passion for Tourism di Laura Costaro e così via. Alle 18:30 un incontro dibattito sull'apicoltura e il miele e in conclusione la festa serale, il concerto alle 21:30 della cantautrice Giulia Cancedda. Lavagna propone un mese di escursioni dall'8 al 29 settembre. Il Comune promuove 4 appuntamenti gratuiti alla scoperta della rete sentieristica cittadina insieme all'Abter Tigullio e all'Associazione Le Pietre Parlanti. 4 percorsi con vari gradi di difficoltà, dal più accessibile, una passeggiata lungo il fiume Entella, al grande anello che porterà sui crinali del San Giacomo e delle Rocchette. La prima escursione è in calendario domenica 8 settembre lungo il sentiero che porta a Santa Giulia e il ritrovo alle 9:30 dalla stazione ferroviaria di Lavagna. E ora sfogliamo l'agenda di Telepace per vedere tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per domenica 1 settembre. Regata all'alba nel mare di Recco. Il trofeo Gallieno Ferri prenderà il via alle 6:30. L'iniziativa, organizzata dal club Amici Vela e Motore, è dedicata al creatore di Zagor che a Recco aveva casa. Mercato dell'antiquariato a Zoagli. Bancarelle aperte in piazza 27 dicembre dalle 9 alle 20. Pedalata alla scoperta della tradizione marinara sestrese nei luoghi dei pescatori di Sestri Levante. Il ritrovo alle 9:30 in Corso Colombo. Nello specchio acqueo davanti alla calata Ammiraglio Durande Le Penne di Rapallo si terrà il contest per le scuole di vela del Tigullio, classe Optimist, l'inizio alle 11. All'Ascito Cuneo di Calvari, a San Colombano Certenoli, nell'occasione dell'Expo Fontana Buona, si terrà il concorso per il miglior dolce alla nocciola. Dalle 14:30 la consegna delle torte, alle 16 l'inizio dell'assaggio e le premiazioni. Ultima giornata di esposizione per la mostra fotografica con le immagini dell'almanacco della Virtus Entella. È visitabile dalle 18 a mezzanotte nel ristorante Parco delle Mura di Deiva Marina. Masterclass dell'Accademia Lirica del Tigullio al Teatro delle Clarisse di Rapallo, alle 20:30 con il tenore Alberto Cupido e il soprano Akiko Kuroda. Ultima serata per la rassegna Parallelamente a Sarzana, alle ore 21 al Torrione Genovese Open Mic con gli artisti e gli ospiti di questa edizione. E ora gli appuntamenti in agenda per lunedì 2 settembre. Nella Biblioteca del Mare di Riva Trigoso, a Sestri Levante, si terrà l'incontro di formazione a cura di Simonetta Maione dal titolo Una passeggiata a mare fatta ad arte, l'inizio alle 15:30. Alle 17, nei locali dell'Associazione Spazio Aperto a Santa Margherita Ligure, si terrà la presentazione della raccolta Uomini in Fiamme di Mirko Servetti e Carlo Di Francesco Antonio. E infine, all'Anfiteatro Bindi di Santa Margherita Ligure, è in programma il concerto della Filarmonica Colombo con 7 giovani cantanti allievi della professoressa Cristina Baroni, l'inizio alle 21:15. Concludiamo con una notizia di sport, parliamo del raduno della scuola calcio del Rivasamba, squadra che quest'anno milita nel campionato di calcio di eccellenza. L'inizio domani alle 18 al campo sportivo Andersen di Sestri Levante, sono coinvolte le leve dal 2007 al 2014. Nell'occasione sarà presentato il nuovo staff tecnico del settore giovanile. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com e sul canale All News 187. Noi ci ritroviamo lunedì mattina con la rassegna stampa che partirà alle ore 9. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, buona domenica a tutti.